Cari amici del Messaggero Veneto, in compagnia di Giancarlo Timballo, un vero e proprio artista, parliamo oggi di gelato, anche se fuori fa fresco, perché per il terzo anno consecutivo ben 3 coni il Gambero Rosso, insomma l'eccellenza ormai è di casa. Possiamo sapere un piccolo segreto per riuscire a stregare la giuria? Beh, noi siamo 33 anni che facciamo gelato a Udine, una delle gelaterie storiche ormai che continuano a produrre gelato di qualità artigianale, la ricerca di materie prime del territorio. Noi abbiamo un latte crudo di pezzata rossa friulana di un'azienda di Flumignano che ci viene consegnato ogni giorno. E poi ho una predilezione per i fiori, trasformo i fiori in gelato a partire dal tarassaco in primavera, la rosa, i fiori di sambuco, papavero, tiglio, insomma acacia. È un contatto, la mia passione per la natura che mi porta a fare questo, e la trasformazione della natura in gelato piace molto ai nostri clienti che sono molto fidelizzati in questo senso. Quindi si parla oggi soprattutto anche di salute legata al gelato in un mondo di chimica. Come si riesce a contrastarla e mantenere le origini? Ma la differenza è proprio questa, i clienti ormai girano, viaggiano, non sono stanziali o vicini o di vicinato, vanno a cercare prodotto salutistico, e con il gelato assolutamente si può fare. Noi abbiamo ingredienti di prima qualità, latte, uova, zucchero, nocciole, cioccolata, per cui basta andare a cercare fra questi ingredienti quelli migliori per assemblarli bene, avere l'esperienza di assemblarli bene, perché il segreto del nostro lavoro è quello di sapere miscelare bene gli ingredienti, il resto è fatto. Però non si parla solo di gusto, ma si parla anche di esperienza, come giustamente ha detto, e soprattutto di formazione. Sono tanti anni. Di cosa si occupa? Sappiamo anche di un altro progetto molto importante legato alla sua persona. Sì, io faccio formazione da quasi 15 anni al Civi Forni Cividale, una scuola professionale, ma assieme ai miei colleghi ho organizzato dal 2003 ormai la Coppa del Mondo di Gelateria, competizione che sta crescendo in maniera esponenziale. Nel 2020 ci saranno 14 squadre da tutto il mondo, sempre a Rimini al SIGEP, ma l'organizzazione parte da Udine, la segreteria è a Udine, e io sono il presidente un po' di questa associazione. E poi, parlando anche di sapori, di odori, sappiamo che a settembre ci sarà il Mostro dell'Uva, ci collega al vino che proprio dà il via, ha dato proprio l'apertura a questo laboratorio. Ci dica un minuto di storia. Sì, vero, mio nonno, qua dove stiamo parlando adesso, ha aperto nel 1945 un'azienda di vendita di vini, liquori, e per cui io il vino ce l'ho nel sangue. Abbiamo chiuso l'attività nell'80 e nell'85 ha aperto la gelateria, però insomma naturalmente il vino, che è un prodotto friulano per eccellenza, mi è rimasto, e come dicevo ce l'ho nelle corde, e quando posso trasformo anche sia i mosti che il vino in gelato. Dopo tanti premi e diplomi, sogni nel cassetto per Timballo? Sogni nel cassetto è di avere una continuità con le mie figlie. Noi continueremo, abbiamo progetti di rinnovo dei locali per la prossima fra 2 stagioni, non quella che entra adesso, per dare continuità con le 2 figlie, e io continuerò naturalmente a seguire i clienti miei, stiano tranquilli, ma insomma la tradizione di famiglia continua.